Un tentato omicidio ha interessato il piccolo comune di Joppolo Giancazzo in provincia di Agrigento. L'interessato Tommaso Laimo, di 23 anni, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco all'addome. Un proiettile gli avrebbe perforato il midollo osseo. Si tratterebbe dell'epilogo sanguinoso di una lite insorta per futili motivi in via Kennedy a Joppolo. Prima la rissa, i calci, i pugni, poi lo sparo. Tommaso Laimo è stato immediatamente trasportato alla locale guardia medica in via Erice e poi trasferito con un'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Non è in pericolo di vita, ma preoccupa il danno grave al midollo osseo che potrebbe provocare la paralisi degli arti inferiori. Il proiettile avrebbe attraversato un polmone, conficcandosi a metà della colonna vertebrale. Dopo aver sezionato il midollo spinale, Alaimo è stato trasferito nel reparto di neochirurgia dell'ospedale Villa Sofia a Palermo. I carabinieri nel frattempo hanno arrestato un commerciante di Joppolo Giancazzo, Francesco Russo, 29 anni, titolare di un bar, panificio, incensurato. Lui avrebbe sparato contro Alaimo per vendicarsi perché il 23enne avrebbe schernito un cugino disabile. Prima di sparare sarebbe stato colpito con un calcio al volto. Ha consegnato l'arma del delitto, una pistola calibro 44 a tamburo clandestina con un altro colpo in canna. Ha nominato come difensori gli avvocati Santo Lucia e Leonardo Marino. Quando il pubblico ministero Gaspare Bentivegni e i carabinieri lo hanno interrogato formalmente, lui non ha confermato né smentito quanto già raccontato a militari e si è avvalso della facoltà di non rispondere.